Uno dei temi ambientali di maggiore attualità riguarda la conservazione della diversità biologica sul nostro pianeta, ovvero la biodiversità. Da anni l'Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto riserva grande attenzione a questo tema, con speciali progetti for biodiversity nati dalla sensibilità del presidente Cesare Bellò. E quest'anno, in occasione della 9ª giornata della biodiversità, l'Oppo Veneto ha voluto incontrare le scuole trevigiane. A spiegarci perché è lo stesso presidente Bellò. Per far crescere la sensibilità nei confronti della biodiversità intesa in senso lato a partire dalle scuole per finire al mondo agricolo. Mi pare che sia un messaggio straordinario comunque anche per la gente, che sia il mondo agricolo a farlo forse magari è una cosa un po' anche controcorrente, ma in realtà i produttori, gli agricoltori sono i primi a conoscere la biodiversità perché sono la biodiversità nel loro ambiente, nel loro territorio. Risorse e sfruttamento. È questo uno dei temi spinosi del dibattito mondiale sul quale il professor Giovanni Onore, ospite della 9ª giornata della biodiversità, ci dà la sua opinione. La terra ha tante risorse e noi la sfruttiamo troppo. Dovremmo queste risorse condividere con gli altri, attingere quello di cui abbiamo bisogno. A volte le nostre necessità sono un po' fantastiche, sono un po' troppo esigenti, bisogna rivedere questo consumismo, pagare di persona, è quello che più costa. Quando si parla delle risorse e della mancanza delle risorse è perché molte sono sprecate. A tenere una speciale lezione ai ragazzi delle scuole trevigiane Gianfranco Cauduro, presidente della World Biodiversity Association, che della regione Veneto ci dice: è una fra le più biodiverse d'Europa. Io penso a zone come gli altopiani, come il Monte Baldo, la Lessinia, il Bellunese, le Dolomiti, sono ambienti che sono di una straordinaria importanza dal punto di vista naturalistico, con molte specie e molte specie endemiche, cioè che vivono solamente nella nostra regione. E dallo scrigno dei ricordi ci regala: quando siamo stati per la prima volta nel 2004 in Amazzonia, è piovuto per 3 giorni e dormire in foresta con la pioggia battente è una cosa che ti resta dentro. Un benvenuto ufficiale nella marca trevigiana al gruppo Hostitel. Anche Cronache Trevigiane ha voluto salutare la novità televisiva nel panorama trevigiano andando all'inaugurazione degli studi di La 8 e La 9. L'occasione per incontrare l'editore Romy Osti e sentire dalla sua voce come sta vivendo questa nuova esperienza. È un'esperienza, che ci è costato 2 anni di fatiche e di sacrifici anche economici, un grande investimento, si parla di 4 milioni e mezzo di euro. Diciamo che stiamo investendo per il digitale terrestre, stiamo creando dei canali alternativi e monotematici e uno di questi sarà dedicato proprio alla marca trevigiana. La sede trevigiana è diretta da Fabio Massimo Sceti, che porta con sé l'entusiasmo indispensabile a simili avventure. Noi punteremo un po' sul focalizzare un punto visivo, quindi il canale 8 e il canale 9 soprattutto sul digitale a livello monotematico, come diceva l'editore, cioè ogni programma per una specializzazione. Ma qual è la televisione ideale dell'artista Osti? Una televisione che guardi al territorio, cioè un ritorno alla storia delle prime TV locali. Noi siamo nati 35 anni fa, nel 74, 36 anzi ormai, e la nostra rete era lo specchio del territorio, della gente, delle tradizioni, della musica, del folklore. Il mio sogno è proprio quello di ritornare. In Francia dicono retournons à nos moutons, cioè ritorniamo al nostro vecchio stile, cioè torniamo alle tradizioni locali. Benvenuti e buon lavoro! Rientriamo ancora in questo studio ideale dedicato a Pederoba e a questa grande festa dei Marroni del Monfenera. Sono con Manuel Bresolin, presidente della Proloco. Ciao Manuel, allora come sempre diamo i numeri di chi lavora, di questo volontariato che fa grande poi queste manifestazioni. Ciao Luca, intanto ciao a tutti, i numeri sono giganteschi.
Pederoba è un paese piccolino, ma abbiamo oltre 250 volontari e tutte le loro famiglie, un numero incredibile. Senza di loro questa cosa, questo capannone, quest'area non l'avremmo mai realizzata. Tutti i venerdì, sabati, domenica fino al 25 ottobre si potrà degustare il Marroni del Monfenera sotto tutte le sue declinazioni possibili. Esatto Luca, marroni non solamente crudi, non solamente tra virgolette rosti, ma marroni sotto forma di miele, sotto forma di birra alla castagna, è favolosa, vi aspetto qui perché è proprio buona. Abbiamo i dolci alle castagne, la marmellata alle castagne e oltre alla castagna un chiosco enogastronomico fornitissimo e poi la montagna che vedete qui dietro è il nostro Monfenera. E diamo un po' altri appuntamenti del vostro programma che come sempre è molto vario. E gli appuntamenti sono tantissimi, i venerdì sera come l'anno scorso dedicati ai ragazzi giovani con i gruppi cover, i sabati dedicati al liscio, quindi per gli amanti del liscio venite qui, il tenore è di 2000 metri quadrati con una pista da ballo favolosa, le domeniche dedicate alla famiglia e ai raduni. La prima domenica le vespe, la seconda le moto, la terza le auto e i quad, la quarta la classica rassegna bandistica che ci accompagna da 35 anni. Oltre a questo la Proloco, come mi diverto a ripetere sempre, non è solo patatine fritte e salsiccia, o in questo caso marroni. Abbiamo dedicato l'incasso della prima serata alle persone che hanno perso la casa a Vallà e oltre a questo abbiamo organizzato 2 cene a tema, il 15 e il 22, il cui ricavato verrà devoluto alla LILT, che è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, e della sezione di Treviso. Un piccolo segno, però se tanti danno un piccolo segno possono aiutare le persone più bisognose. Allora, noi abbiamo ascoltato davvero questo messaggio, grande testimonianza delle Proloco, in questo caso quella di Pederoba, anche per la solidarietà, e questa è una cosa usuale, diciamolo, chi fa volontariato capisce forse ancora meglio questo. Noi ti ringraziamo e ovviamente c'è un sito internet, c'è la possibilità di andare a cercarti sulla rete web. Me ne scordavo, www.marronidelmonfenera.it. Lì trovate tutte le nostre informazioni, i recapiti, le mail e il programma della festa. Vi aspetto numerosi perché qui c'è tanto spazio e aiutatemi a pagare l'area per piacere. Anche questo appello ci sta, questo servizio di cronache trevigiane ce lo vediamo assieme e poi le conclusioni ancora da Pederoba. A tra poco.